Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Latiano in provincia di Brindisi. Il comune si trova a 97 metri sul livello del mare e conta più di 15.000 abitanti. In città è nato il beato Bartolo Longo, fondatore del santuario e della città di Pompei. Noi siamo qui in occasione di una giornata ricordo dedicata al beato. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Latiano, città del beato Bartolo Longo. Abbiamo cominciato questa lunga iniziativa quando ci siamo accorti che sul palazzo di Bartolo Longo, sulla casa natale di Bartolo Longo, c'era un annuncio che diceva vendesi. Da quel momento ci siamo interessati e abbiamo creato una sorta di movimento cittadino per salvaguardare la memoria storica di questo paese, perché Latiano, essendo un paese agricolo, non può vantare delle eccellenze se non la memoria di questo grande personaggio che è diventato poi beato. E così ci siamo mobilitati perché a partire dal palazzo Latiano riconquistasse una memoria storica di Bartolo Longo. A questa nostra iniziativa, che mirava appunto a bloccare la vendita della casa natale di Bartolo Longo, hanno aderito anche illustre personalità. Ci siamo riusciti perché subito dopo questa nostra iniziativa, lanciata appunto dall'Isola che non c'è, il comitato è riuscito a spingere la sovrintendenza a bloccare la vendita dell'immobile, per cui adesso ci sono dei vincoli che noi speriamo resti patrimonio di tutti i cittadini. E oggi la giornata clou, con questa celebrazione, la presenza, una mobilitazione anche popolare che non si era mai vista negli ultimi anni. Così come è nota in tutto il mondo Pompei, anche Latiano sarebbe giusto che raccogliesse dei benefici sia dal punto di vista turistico sia dal punto di vista religioso per aver dato i natali a Bartolo Longo, una figura importante della Chiesa. La nostra città è una città di cultura, di enormi monumenti presenti nel nostro territorio, a cominciare da questo splendido palazzo che è il Palazzo degli Imperiali, ma ci sono altre strutture che sono determinanti per il nostro territorio, a cominciare dal Muro Tenente, il nostro parco archeologico della terra dei Messapi. Latiano ha anche dato i natali al beato Bartolo Longo, ne siamo tutti fieri, offre diversi monumenti, la Torre del Solise, altri palazzi storici, sono determinanti e sono di fondamentale importanza per tutti noi e il nostro impegno è sempre quello di mantenerli e di renderli fruibili ai turisti, a chi viene a visitare il nostro territorio, la nostra città. Un paese riconosciuto per la presenza di diversi musei di diversa natura. La tradizione è forte, ci sono tanti reperti, tante cose da far vedere, quindi stiamo cercando di metterle tutte insieme perché sono una forma di attrazione, sono una forma anche questa di far vedere insomma quella che è stata la nostra cultura, la nostra storia. Latiano si trova sul territorio della diocesi di Oria. La tradizione religiosa della città è molto forte. Pensate, qui sono presenti ben 4 confraternite, ma adesso andiamo ad incontrare il parroco della Chiesa Madre che presenterà la grande figura del beato Bartolo Longo e poi ci parlerà anche delle chiese presenti nel centro storico. Ci troviamo nella Chiesa Madre Santa Maria della Neve,
dedicata appunto alla Madonna, che è la chiesa principale di Latiano. È stata costruita intorno al 1591, ha avuto più rimaneggiamenti nel corso del tempo e la sua importanza deriva innanzitutto dal fatto che in questa chiesa il 10-13 febbraio 1841 fu battezzato il Beato Bartolo Longo. Quel seme del battesimo poi è esploso pienamente nella realizzazione del santuario di Pompei e delle opere di carità, dopo un percorso travagliato e dopo che l'incontro o il reincontro con Gesù gli ha cambiato la vita. Bartolo Longo, uomo della Madonna, diceva Giovanni Paolo II, ma uomo anche di carità. E questi due elementi che possono anche caratterizzare la descrizione dell'identità del popolo atianese. Questa chiesa conserva alcuni segni dell'attenzione del Beato alla città di Latiano. Lo stesso Beato fece costruire un altare dedicato alla Madonna del Rosario. Nel corso dei restauri del 1912 dotò la chiesa della balaustra, dell'altare maggiore. Una attenzione costante il Beato Bartolo Longo ha avuto nei confronti della città di Latiano, sostenendo e anche promuovendo forme di culto che poi hanno dato origine anche alla costruzione di luoghi di culto come la chiesa di San Francesco alla Sardella per i poveri di quella contrada e poi la guardia di onore al Sacro Cuore nella chiesa del Santissimo Sacramento. Poi sono conservate in questa chiesa le espressioni più radicate della devozione popolare di Latiano, in particolare la devozione alla Madonna. Si conserva la statua della Madonna di Cotrino, che è quella più venerata nel paese. E poi si conserva l'altare dedicato a Santa Margherita di Antiochia, che è la protettrice della città. Per Bartolo Longo i domenicani sono stati un punto di riferimento importante, hanno lasciato una impronta indelebile anche nella formazione cristiana della comunità di Latiano, anche se con la soppressione poi questo convento è stato chiuso. Attualmente rimane la chiesa del Santissimo Rosario, che è molto frequentata e dove si conserva l'immagine della Madonna del Rosario, dinanzi alla quale Bartolo Longo pregava da bambino, ma poi da adulto quando è tornato e da anziano quando è tornato a Latiano si trovava ogni giorno per recitare il rosario insieme con le persone che abitavano vicino a casa sua. Una chiesa molto importante anche nella storia della conversione del Beato Bartolo Longo è la chiesa del Santissimo Crocifisso. Dico questo perché Bartolo Longo, quando veniva a Latiano, amava incontrare una donna analfabeta e una donna però piena di Dio, crocifissa Capodieci, con la quale manteneva un contatto confidenziale e oserei dire di direzione anche di natura spirituale. La storia attesta che il culto del crocifisso è molto antico. Nell'Ottocento poi sono state donate due reliquie, quella della croce e quella della spina, che attualmente si conservano sempre in questa chiesa. Una comunità parrocchiale molto viva, sono presenti anche numerosi gruppi, movimenti, associazioni che nel corso del tempo poi hanno dato spazio anche ad attività di frontiera nell'ambito dell'evangelizzazione. Nello splendido Palazzo Imperiali andiamo a scoprire i tanti piatti tipici del territorio di Latiano in provincia di Brindisi.
Ci troviamo nel cuore della città di Latiano. Io sono Pierangelo Argentieri, un ristoratore e albergatore che svolge la propria attività alla Tenuta Moreno. Qui in particolare abbiamo cercato di dare un assaggio delle specialità del territorio, quindi lì si potranno vedere la preparazione al momento dei latticini, delle mozzarelle. Non dimentichiamo che la Puglia in particolare è una terra in cui i formaggi freschi, come appunto le mozzarelle, ma più che le mozzarelle la burrata e il primo sale, sono un po' le bandiere della nostra cultura, diciamo, casearia. Non possono mancare come protagonisti della tavola chiaramente i cereali in primis, però prima ancora le fave, che sono un po' l'elemento che contraddistingue la nostra storia, abbinate alle verdure a un ottimo olio extravergine di oliva, oltretutto prodotto da una varietà leccina. Un altro piatto tipico della nostra tradizione sono le orecchiette con diciamo, le cime di rape, quindi qui c'è il nostro chef Vincenzo Elia che ci segue da 13 anni, ci sta facendo un assaggio di queste portate. Non può mancare, diciamo, il Negramaro come vino, diciamo, che innaffia un po' queste portate, e qui in particolare abbiamo un prodotto di Latiano che è un prodotto, diciamo, d'eccellenza, quindi un vino domiziano fatto dall'azienda di Giuseppe Cafori. E sicuramente il Negramaro è il vino che negli ultimi tempi, insieme al Primitivo, rappresenta la bandiera, diciamo, della nostra terra e della nostra regione. Io mi vorrei soffermare su un primo ingrediente di questi piatti, che è il pomodoro Regina di Torrecanne, che tranquillamente, tenuto in un ambiente asciutto, poteva essere conservato ed è tuttora conservabile per tutto l'inverno. È presente in Puglia, soprattutto nelle località marine, è ripreso come un presidio slow food che sicuramente può dare il meglio di sé a tavola. Il piatto principe sono le fave che accompagnano un po' tutta la nostra tavola, in particolare sono delle fave di Carpigno, un presidio che abbiamo valorizzato. Poi ci sono altre preparazioni sulle melanzane, quindi preparate in maniera molto semplice, oppure preparate alla parmigiana anche con i formaggi, del prosciutto e quant'altro. Poi sono anche dei peperoni, diciamo, tardo estivi, ripieni, dei cornaletti. Questo in particolare, insieme a un po' alle verdure saltate, accompagnano, diciamo, i piatti di fave. Sicuramente non può mancare una tavola pugliese il calzone di Sponsale, qui arricchito anche con altre verdure del nostro campo, e poi un altro piatto importante dove vediamo insieme i pomodori secchi, insieme all'orzo perlato, che un po' è come il grano pestato, un ingrediente semplice della cucina povera contadina pugliese. Vi aspettiamo a Latiano, la città di Bartolo Longo. Continua il nostro itinerario. Gli abitanti di Latiano, in provincia di Brindisi, sono molto legati al santuario Santa Maria di Cotrino. Andiamo a conoscere il priore. Come noi monaci cistercensi siamo giunti qui a Cotrino e qui ci riallacciamo a ciò che stiamo festeggiando in questo giorno. Il beato Bartolo Longo, natio di Latiano, era ormai nella sua fase di conversione ed era diventato un innamorato della Madonna, e sapere che proprio nella sua città vi era un santuario dedicato alla Madonna, però abbandonato, era una profonda ferita nel cuore. E allora incominciò a scrivere lettere ai diversi superiori dei diversi istituti religiosi, chiedendo di mandare alcuni religiosi, monaci, ad officiare in questo santuario. Ricevette però risposte negative da tutti, fin quando non scrisse anche al nostro abate di Casamari, il quale, questo carteggio è conservato nell'archivio dell'abbazia, accettò, rispose affermativamente. E quindi il 20 agosto, festa di San Bernardo del 1922, arrivarono i primi monaci cistercensi a Cotrino. E quindi alla fine del 1950 si realizzò la prima L del chiostro, mentre bisogna aspettare il 1992 quando si poté costruire l'altra L del chiostro e così avere il luogo dove i monaci per tradizione si ritrovano per lo studio e anche per la preghiera.
La devozione verso la Madonna di Cotrino a Latiano è molto forte. Allora nacque l'esigenza di costruire un nuovo santuario, più grande. La prima pietra fu benedetta nel 1978, il santuario nuovo si terminò nel 1992. Al centro campeggia il mosaico della Madonna di Cotrino. Presente a questa giornata ricordo dedicata al Beato Bartolo Longo anche l'arcivescovo della diocesi Brindisi-Ostuni. Ascoltiamolo. È una bella giornata, il collegamento tra la città e il suo santo l'ho potuto sperimentare già a Copertino, lì è proprio viscerale San Giuseppe da Copertino col suo popolo. Qui invece Bartolo Longo è la città e appunto si ritrova in questo santo, quindi hanno una particolare sensibilità per ciò che lui è, per ciò che ha fatto, e questo collegamento tra Latiano e Pompei è dovuto proprio a questo affetto, a questo amore tra i cittadini di Latiano e Bartolo Longo. Come laico, dalla sua giovinezza, poi ha perduto la fede per l'esperienza che ha fatto a Napoli, poi ha trovato la grazia di Dio, l'ha riconquistato attraverso un professore e un padre domenicano, e è lì che lui è rinato proprio utilizzando la sua grande intelligenza, il suo essere veramente un leader, no? Posto a servizio della Chiesa. Quindi in modo particolare alla Madonna, quindi all'Apostolo del Rosario, che divenne proprio il programma della sua vita, no? Dice, aveva paura di andare all'inferno, poi sentì nel suo cuore che la Madonna diceva no, se tu annunzi il Rosario, promuovi il Rosario, sarai salvo. E allora si aggrappa a questa promessa che ha sentito nel cuore e diventa l'Apostolo del Rosario. Presente a questa giornata speciale di Latiano anche Albano, che ha partecipato alla Santa Messa ed ha cantato per il Beato Bartolo Longo. Beato Bartolo Longo, ed è un lavoro che molti di noi tutti insieme dobbiamo fare affinché anche nel campo della religione ci sia la testimonianza di un uomo che con tutto ciò che ha fatto, per chi lo ha fatto, per la mole di lavoro e di idee che ha trasformato in grandi realtà, è troppo poco ancora quello che stiamo facendo, ma ci auguriamo che step by step, come gli americani, raggiungeremo la cima. C'è un'idea che sto proponendo a Claudia Mori, la quale è rimasta molto impressionata della personalità del grande Beato Bartolo Longo, e ci sta lavorando. E mi auguro che sia fattibile, perché è interessantissima la storia che l'ha fatta, per certi versi ricorda un po' la storia di Sant'Agostino, è un uomo che ha attraversato il bene della vita, poi anche il male della vita, e poi per risorgere, così come l'ha fatto lui, creando quella magnificenza di Pompei. Ho capito perché l'ha fatto a Pompei e non l'ha fatto a Latiano, ma comunque questo è un altro discorso, non c'entra, comunque lui è dappertutto, questa è la cosa più importante. Io sono nato in un piccolo borgo
non potrei mai tradire per nessuna ragione al mondo l'idea del borgo, perché tutto nasce dalla lettera A, se ci pensi, e poi si sviluppa la grande cultura. E quindi io inizio sempre dalla lettera A nelle mie cose, in questo caso dal borgo. Sono molto felice di trovarmi qui in questa casa particolarmente legata alla storia di Bartolo Longo, perché anche lui, nativo di Latiano, si era dato da fare per migliorare questo monastero. Ha speso la sua vita, più di 50 anni, a Pompei, e quindi è lì adesso la sua casa. Ma questo collegamento tra luogo di nascita e luogo di attività dove ha speso appunto la sua vita fa sempre bene a percorrerlo. Bartolo Longo è un particolare santo perché è passato attraverso tante crisi, però lui si è lasciato guidare dalle ispirazioni che i suoi direttori spirituali avevano e quindi ha messo su la sua vocazione, il suo carisma, che lo ha guidato poi per 50 anni e quindi ha chiuso bene il posto a lui dato, soprattutto attraverso l'impegno della preghiera che lo ha guidato poi nella vita sociale. Un suo particolare pure punto importante è stato quello della pace. E la prima pace è quella della famiglia. Lui ha avuto a che fare con i bambini piccoli, eccetera, figli di carcerati, figli di orfani, e ha detto la prima pace si deve insegnare ai bambini, perché questi bambini non sono in pace con se stessi, non sono in pace con la loro famiglia, non sono in pace con la società. Allora io devo fare qualcosa per aiutarli a superare tutte queste difficoltà e avviarli sulla via della loro identità, in modo che una volta che sono formati possono rientrare in quella società che non li aveva curati per un po'. L'associazione L'Isola che non c'è di Latiano si sta impegnando per tutelare e far conoscere la casa natale del beato Bartolo Longo. La parola al Presidente. La nostra associazione, L'Isola che non c'è, è nata circa una decina di anni fa per intuizione del dottor Franco Giuliano. Qui ci troviamo appunto in quella parte dell'immobile che ha visto vivere il beato Bartolo Longo. Troviamo ancora dei cimeli molto interessanti come il suo studio con lo scrittoio, la camera da letto, la biblioteca del beato. È possibile visitare la casa di Bartolo Longo prenotandola attraverso un contatto telefonico con il personale addetto ed eventualmente chi fosse interessato può visionare anche il sito dedicato alla figura del santo. Sono il decano dei sacerdoti di Latiano, sono parroco emerito che a Latiano sono stato 30 anni e più. Adesso sono rettore di questa chiesa intitolata a San Francesco, che è stata costruita per merito di beato Bartolo Longo. Bartolo Longo poi, quando veniva a Latiano, andava da Donna Giacinta, una donna, anche lei per la carità, che ha costruito questa chiesa intitolata al Sacro Cuore di Gesù. Però soffriva perché ci fu un contenzioso tra lei e il costruttore. Allora
Beato Bartolo Longo disse questa bella frase che poi è un orientamento della sua vita, perché ha visto costruita la chiesa e poi è diventata anche parrocchia. Ciao a tutti, sono una ragazza di Latiano, vivo qui perché ho scelto di vivere qui semplicemente. Sono una giovane mamma, sono laureata e vivo qui perché è un piccolo paese ideale anche per i giovani. Volevo fare un invito a tutti e lo vorrei fare nel nostro amato dialetto e dire: qui c'è lo sole, qui c'è lo mare, qui c'è l'allegria. Latiano, città natale del Beato Bartolo Longo, vi aspetta. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva l'Italia e buone passeggiate a Latiano. Ciao!